Siamo a Battaglia Terme in provincia di Padova e oggi si inaugura un'opera molto importante, una conca di navigazione che permetterà il passaggio di barche e di piccole navi da crociera, rendendo ancora più fruibile il paesaggio con la navigazione interna. Andiamo a sentire l'assessore ai lavori pubblici e alla navigazione della Regione del Veneto, Elisa De Berti, e gli ospiti che sono intervenuti in occasione di questa inaugurazione. Vicepresidente De Berti, siamo da poco reduci da una navigazione lungo il Bisato, dal taglio di un nastro importante, insomma tanta soddisfazione. Sì, tanta soddisfazione perché dietro questa riqualificazione c'è stato veramente tanto interesse e tanta spinta. L'automazione della conca sostanzialmente permette la sua gestione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma direi 365 giorni all'anno, ovviamente l'anno prossimo 366 perché saranno bisestile. Da Cavanella ad Adige ci sono gli operatori di infrastrutture venete. La riqualificazione della conca arriva in un anno particolare, dai 100 anni dalla sua costruzione, quando nel 1923 fu costruita per evitare la rottura di carico e il trasbordo delle merci da una imbarcazione all'altra, allora c'erano i burci. Credo che sia una giornata veramente di festa. Come Regione Veneto stiamo investendo tanto sulla navigazione fluviale perché crediamo in questa forma di trasporto sostenibile sia per finalità turistiche, ma abbiamo anche lungo ad esempio il canal Fissaro-Tartaro-Canal Bianco il trasporto commerciale, che anche quello può essere un'ottima opportunità. Stiamo investendo per cercare di togliere tutti i nodi e tutti gli imbuti che ci sono lungo i canali e i fiumi e credo insomma che la navigazione fluviale in futuro darà delle grandi soddisfazioni a questa meravigliosa terra. Un lavoro fatto anche in squadra con Veneto Infrastrutture. Sì, Infrastrutture Venete di fatto è una società 100% Regione Veneto a cui è stato dato l'incarico, l'obiettivo di riqualificare, sono state date le risorse e ha sostanzialmente fatto da stazione appaltante per tutti i lavori. Una società che è nata da qualche anno, che sta dando grandi soddisfazioni alla Regione perché vedo che anche nel contatto e nei rapporti con i territori, con le amministrazioni comunali veramente c'è tanta soddisfazione, quindi quando si riesce a creare questa comunicazione tra il territorio e comunque gli enti e le strutture regionali credo che abbiamo centrato l'obiettivo e adesso ovviamente Infrastrutture Venete è impegnata ad andare avanti con l'ingegner Grosso, il dottor Zancopè, ma con tutta la squadra per raggiungere gli ulteriori obiettivi. Parlando di turismo fluviale, in conclusione c'è un'integrazione importante con quello che sono le piste ciclabili, anche qui ci sono tanti investimenti. Ma guardate, io quando sono arrivata in regione abbiamo puntato tanto sui treno, bus, bici, perché quando fai questo tipo di intermodalità con le biciclette riscuote tantissimo successo, insomma l'abbiamo visto sul treno, bus, bici delle Dolomiti. Col passare degli anni abbiamo iniziato a pensare anche a questo binomio acqua-bici che può essere veramente interessante. Sono state fatte delle sperimentazioni alla Tisana per l'attraversamento del tagliamento, dove abbiamo raggiunto con una piccola imbarcazione che porta 24 bici nel giro di qualche anno 100.000 passaggi straordinari. A Porto Levante qualche mese fa abbiamo inaugurato un altro passaggio barca tra Porto Levante e Albarella. Credo che siano veramente delle opportunità straordinarie per far conoscere una terra in sella ad una bici che è bella non solo perché ha Venezia, Verona, le Dolomiti o il lago di Garda, ma è tutta da scoprire e credo che o a piedi o in sella a una bici sia il modo migliore per assaporare la bellezza del nostro territorio. Massimo Momolo, sindaco di Battaglia Terme, è un'inaugurazione di un'opera importante, storica. Sì, quella di oggi è una giornata veramente memorabile
perché a 100 anni, diciamo, dalla originaria inaugurazione avvenuta nel 1923, oggi si è festeggiata la conclusione dei lavori importantissimi di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico della conca di navigazione, che è un'opera di ingegneria idraulica imponente che collega due canali superando un dislivello di 7,50 m. È un'opera che può essere sicuramente un volano per il turismo, per la fluviale, per le mini crociere che possono essere realizzate o anche per le semplici imbarcazioni da diporto e anche per i circoli remieri che ci sono come a Battaglia e a Monselice e a Padova, e tengono viva una tradizione veneta importante che è quella della voga alla veneta, cioè la voga in piedi come i gondolieri di Venezia. Anche questa è un'attività che è importante. Per esempio noi a Battaglia abbiamo un circolo con 130 iscritti e viene tramandata questa vecchia tradizione e viene insegnato anche ai giovani a praticare questa attività, che comunque è un'attività sportiva completa perché impegna tutta la muscolatura dalle gambe alle braccia al torace. Rudy Toninato, Delta Tour Navigazione, un'opera importante per voi che promuovete il turismo fluviale. Un'opera d'arte, ho detto prima Andrea, perché veramente la conca di Battaglia Terme di oggi, l'inaugurazione, è un passo avanti. Infatti ho veramente a nome di Unione Navigazione, di tutti, anche di Assonautica, che rappresento anche Assonautica qui interna, e ringraziato l'assessore De Berti, perché oggi veramente abbiamo fatto il passo più in là. Inaugurare la conca oggi per me è stato un onore essere qua oggi, ovviamente, e sapete che noi da anni promuoviamo la navigazione fluviale. Battaglia Terme è in un crocevia di emozioni importanti che legano l'acqua al territorio. Abbiamo veramente tantissima cultura sul territorio di Battaglia, della Riviera Euganea, partendo da Padova si arriva fino a Monselice. Abbiamo ville, castelli, musei, abbiamo di tutto e di più, e veramente oggi abbiamo fatto una grande cosa. E i 7,20 m di conca di Battaglia Terme sono una delle conche più importanti del Veneto in assoluto, tra le più importanti d'Italia. Solo Cremona ci sta a ruota, ma è una triconca, quindi come unico salto d'acqua siamo sicuramente il leader in Italia. Bisogna andare in giro per l'Europa per vedere un'altra opera così importante. Quindi veramente siamo orgogliosi di questa manutenzione. Ringrazio Infrastrutture Venete e l'ingegner Grosso che ha seguito i lavori, sono stati veramente dei lavori ben fatti. Io li ho martellati, stretti, venivo qua praticamente un giorno sì un giorno no, quando potevo, per vedere l'avanzamento dei lavori, e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro, veramente.